Presentiamo questi finalisti: corsia 1 Lorenzo Micheletto, Zeus Lab Montebelluna. In corsia 2 Marco Stecca, 2001 Team. Corsia 3 Simone Silveri, Team Veneto. Corsia 4 Elia Bernardelle, Sport Management. Corsia 5 Cosmin Kazan, Tavagnacco Nuoto. Corsia 6 Francesco De Bacco, Onda Blu. Corsia numero 7 Alessandro Chester, Antares Nuoto. In corsia 8 Alexander Ross Sickler, Città Sport Vicenza. Finale 2FA 2K5 in acqua, Elia Bernardelle 30 e 78 al passaggio ai 50. Lui ha nuotato il miglior tempo questa mattina in batteria, 2:22 e 11 contro il 2:23 e 31 nuotato da Kazan. Sta nuotando in corsia numero 5. Sono loro due che si staccano dal resto del gruppo, portandosi subito là davanti dopo la prima metà di gara, di fatto appaiati al tocco, 5 centesimi soltanto a dividerli. Bernardelle 1:6 e 41, Cosmin Kazan 1:6 e 46. Quindi stabile in terza posizione Simone Silveri in corsia 3 per il Team Veneto, 1:8 e 27 il suo passaggio. Torniamo là davanti, però al rilevamento precedente erano 5 i centesimi di vantaggio, ora diventano 53 tra Bernardelle e Kazan. Vediamo se ne avrà per rientrare il portacolori del Tavagnacco Nuoto in questa ultima vasca ormai rimanente. Vantaggio che sembrerebbe essere ormai troppo ampio, quindi margine rassicurante per Elia Bernardelle che timbra la vittoria, 2:19 e 85 su Cosmin Kazan, 2:21 e 75, e terzo posto Simone Silveri con 2:24 85.